Eccoci qua nuovamente, buonasera a tutti e a tutte, buonasera Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera anche a Omar. Ben ritrovati e buonasera a tutti i nostri ascoltatori e video amatori a questo punto. Bene, 26esima puntata, anche oggi voleremo in lungo e in largo per la penisola e non solo, arriveremo ancora fino in fondo. Arriveremo fino in fondo. Vedremo, lo Vedremo. scopriremo solo ascoltando. Solo viaggiando. Esatto, bene, andiamo col primo brano e poi col primo ospite. Se non fosse stato per tutte queste cose avrei probabilmente vissuto la mia vita là fuori, parlando agli angoli delle strade con uomini disprezzati. Sarei potuto morire trascurato, sconosciuto, un fallimento. Ora noi non siamo un fallimento. Questa è la nostra carriera e il nostro trionfo. Nelle nostre intere esistenze non avremmo mai potuto sperare di realizzare una simile missione in favore di tolleranza, giustizia e comprensione fra gli esseri umani come adesso stiamo facendo accidentalmente. Le nostre parole, le nostre vite, le nostre pene non hanno alcuna importanza. Il vero fine delle nostre esistenze, le vite di un buon calzolaio e di un povero pescivendolo, è aver fatto tutto questo. L'ultimo e definitivo istante ci appartiene. Una tale agonia è il nostro trionfo. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Se morir vuol dire amar, se morir vuol dire lottar, la vostra morte la regaliamo all'uomo che uomo non è. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Queste mani per lavorare, questi occhi son per guardare, questi piedi per camminare, questa bocca per cantare. Con le mani non supplicherò, coi miei occhi non piangerò, con i piedi non fuggirò, con la bocca canterò. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Canto a voi, Nicola e Bart, per chi odia la schiavitù, per chi ama la verità. Canto forte libertà. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Eccoci qua, tornati, con noi ritorna con noi e siamo contenti di ospitarlo nella nostra mongolfiera, Lorenzo Giroffi. Ciao Lorenzo. Ciao, grazie dell'invito. Ciao a tutti. Bentornato. E benvenuto sulla nostra mongolfiera.
Lorenzo Giroffi è un regista, documentarista, ha al suo attivo già diversi lavori, magari vuoi ricordarne alcuni, Lorenzo? Ma guarda, io cioè, sì, mi piace raccontare delle storie, diciamo, che sembrano marginali, ma che poi raccontano un mondo intero che basta spostarsi un po' e si vedono. Insomma, di recente ho raccontato questa storia di Pietro Puzzone, che è un ex campione di calcio, che ha vinto il primo scudetto di Maradona. Con Maradona aveva un rapporto d'amicizia particolare e tutta questa storia è diventata un podcast, ecco. Quindi si chiama Mi chiamo Pietro Puzzone, questo è uno degli ultimi lavori che ho realizzato. Sì, allora appunto l'ultimo lavoro, mi chiamo Pietro Punzone, si può ascoltare su Rai Play Sound ed è un podcast audio di 5 puntate, no, Sì, 5 sì, sono 5 episodi. episodi, sì, bravo. Sì, sì. Ascolta, Lorenzo, come nasce questa storia? Come l'hai scovata? Allora, questa storia nasce veramente dai bar, cioè era una storia che si ascoltava nei bar di provincia, è una storia di questo ex campione leggendario soprattutto per l'amicizia con Maradona, quindi le scorribande che loro facevano in provincia, perché comunque Pietro era uno molto vicino ad alcuni ambienti, ma soprattutto era di Acerra, quindi della provincia di Napoli, paese a nord di Napoli, un paese dal quale diciamo non è che è facile immaginare di poi giocare in Serie A. Mentre lui c'è riuscito, è diventato il migliore amico di Maradona, quindi c'era questa leggenda che però questo campione, addirittura questo chiacchiericcio è arrivato anche in Argentina c'erano titoli su questo ex campione finito su una panchina, finito ubriaco, in malore, eccetera, eccetera. Quindi io mi ero incuriosito di questa storia e l'ho cercato, perché poi addirittura c'erano leggende anche che fosse morto in quel periodo, perché in quel periodo stava veramente male, era veramente in preda alla dipendenza in maniera particolare. E quindi io l'ho cercato, l'ho trovato in una clinica di recupero non in una clinica di recupero, scusate, in una clinica dove era stato ricoverato perché stava veramente male. E da lì si è instaurato un rapporto di amicizia, non so, molto strano. Io avevo intenzione di farci un documentario video, ma lui non era nelle condizioni di proprio reggere alle interviste quindi diventava un lavoro un po' più intimistico. Abbiamo passato 2 anni assieme, cioè 2 anni nei quali lui si è ripreso, si è disintossicato, poi in mezzo è morto Maradona, quindi c'è stato un evento, diciamo, che non potevamo scrivere, però che ha cambiato ancora una volta la sua vita. In mezzo abbiamo rincontrato la figlia dopo 18 anni che non la incontrava, perché lui comunque per la sua vita si era distaccato da tutto. E poi a quel punto sembrava che ci fosse stata una rinascita, perché poi anche la morte di Maradona l'ha rimesso al centro, perché lui fu quello che organizzò la partita nel fango con Maradona, di beneficenza, insomma tante cose che l'avevano un po' ringalluzzito e fatto tornare in una vita non più di stenti e dipendenze. E in mezzo c'era la nostra amicizia, quindi a quel punto il documentario sembrava di rinascita, poi invece c'è stato un altro cambio e quindi il documentario è saltato, quindi io mi sentivo di aver perso questo tempo di lavoro, anche di amicizia con lui. Invece poi ho incontrato gli ascoltabili che hanno appoggiato la mia idea di fare un podcast che fosse un po' più intimo, quindi con l'audio e non con le immagini che un po' sono fuorvianti molte volte, quindi che abbiamo messo dentro l'amicizia, cioè quindi tutta la vita vissuta con lui e quindi tutti i racconti leggendari pure su quegli anni, ed è diventato un podcast. Così è uscito, gli ascoltabili ci ha creduto, Replay Sound l'ha fatto diventare un prodotto original di Replay Sound, e adesso ci sono questi 5 episodi che raccontano questi 2 anni con lui. Ascolta, Lorenzo, mi ha così colpito che hai detto abbiamo rincontrato la figlia. Mi sembra una testimonianza di una vicinanza molto forte che tu avevi con questo personaggio, no? Sì, sono cioè il rischio di queste storie poi, anche perché era una storia senza giudizio, perché in quel momento molti cercavano Pietro quando io l'ho cercato, perché era, diciamo, la classica cosa da rotocalco, no? La ex star o l'ex campione che adesso vive di miserie e di stenti. Quindi molti l'hanno cercato, io in realtà non avevo voglia di farci un pezzo, ma volevo costruirci una storia su di lui, perché rappresentava la provincia, un po' chi ce la fa, o gli antieroi, insomma tutte delle cose che c'ho in testa sempre quando provo a raccontare le cose. E poi in realtà siamo diventati amici, quindi poi tutte delle cose le abbiamo fatte veramente assieme.
che è stato un pericolo, diciamo, di questa storia, perché anche quando lui è voluto uscire dalla clinica di recupero ha chiamato me, quindi sono andato a prenderlo. Tramite poi con un nipote si è instaurato un rapporto di amicizia anche, quindi questo nipote è stato un protagonista della sua disintossicazione iniziale, e quindi insieme ci informavamo, insomma si è un po' sfondato il muro, diciamo, del racconto. Non sono stato più uno che raccontava la storia, ma eravamo lì che la stavamo vivendo assieme. Poi con la morte di Maradona ci siamo ancora più legati, insomma, non so, è stato un qualcosa che poi mi ha portato anche a una grande delusione, perché poi, insomma, come non vi svelo il finale del podcast, ma insomma questa grande amicizia tra me e lui è finita sempre per l'amicizia che lui reputa sacra, quella con Diego, che nonostante sia durato solo qualche anno della sua vita, per lui è l'unica, diciamo, forma di esistenza in questo mondo. Se la si tocca, se la si intacca un po' a lui. Quindi un mito che non si deve assolutamente mettere in discussione a nessun livello e per nessun aspetto. Questo dell'amicizia lo possiamo sentire sul quarto episodio, la ricaduta. Sì, diciamo che proprio tutto il racconto, cioè l'amicizia è il cardine di questo racconto, da qualsiasi punto di vista la si voglia vedere, l'amicizia in senso proprio lato, l'amicizia con lui, l'amicizia con Diego, insomma, è un po' l'amicizia è il centro di questo racconto. L'amicizia tra i ragazzini che cercano di imitare per assurdo Pietro, perché poi nel suo paesino Acerra, cioè non è un paesino, è una cittadina, tutti hanno il mito di Pietro, nonostante nessuno conosca Pietro Puzzone tra di noi, però ad Acerra è una leggenda, come in tutti i paesi, insomma, come tutte le leggende da bar, cioè, lui è veramente una leggenda lì. E quindi una storia senza lieto fine, ma insomma, però che valeva la pena di raccontare. Quindi è stato anche un tuo viaggio comunque, un tuo viaggio con lui, no? Un viaggio con lui, un viaggio nei suoi posti, che poi sono molto simili ai posti dove sono cresciuto anch'io, quindi un viaggio tra chi vive di quel sogno che non ci può più essere, quindi un viaggio negli anni '80 che erano degli anni di grandi possibilità che oggi non ci sono più. Per dire, vi dico una piccola, un gioiellino uscito da questo podcast come racconto di Maradona quando era amante di Eter Parisi. Alla fine se ne andarono al Congo, ad Acerra, cioè nel quartiere di Pietro, che è una roba assurda, e tu pensi questi grandi star che potevano andare ovunque, se ne vanno ad Acerra, nel rione popolare del Gescal di Acerra. Era così, cioè erano degli anni senza senso, in cui uno come Pietro si è trovato a vivere da attore hollywoodiano, praticamente, cioè andava a fare i viaggi, le tournée con Maradona a Los Angeles, era un mondo diverso, quindi ho fatto questo viaggio in un mondo che non ho mai conosciuto, né quello del calcio né quello degli anni '80, però poi intrecciandolo al mondo che conosco di più, è quello delle periferie, della provincia, insomma, del sogno di arrivare ai grandi palcoscenici, quindi questo, diciamo, quello viaggio abbiamo fatto assieme. Senti Lorenzo, e la fatalità, o se è una fatalità, questo incrociarsi con lo scudetto nuovo del Napoli? Quella è stata una grande Fortuna. una grande fortuna, diciamo, un'intuizione degli ascoltabili che ha prodotto il podcast, che con Rai Play Sound hanno trovato questo modo di uscire proprio cioè noi abbiamo la lavorazione finale è avvenuta praticamente ad aprile, a maggio ha vinto lo scudetto, quindi diciamo, e noi siamo usciti il giorno dopo la vittoria dello scudetto, ma non era, cioè, è proprio stata una cosa, Sì, diciamo, casuale, che però rientra, no, sì. nel Ma fatto, come la diciamo. morte di Maradona mentre incontravo Pietro, cioè, insomma, è stata tutta una serie di circostanze non scritte, ma che si incastravano alla storia. Ascolta, cosa hai citato più volte gli ascoltabili? È una casa di produzione? Cos'è? Sì, Ascoltabili è una casa di produzione che prettamente fa podcast, che è un mondo al quale mi sono avvicinato io lo scorso anno con un lavoro che si chiama Cani Violenti, che raccontava tutt'altra storia. E il podcast penso siano una forma di racconto molto più intima rispetto a quello a cui sono abituato io a fare, perché il video molte volte è un impedimento a certi racconti, o comunque hai bisogno di più tempo, o comunque non dimentichi quasi mai la telecamera, se non in rari casi, mentre col podcast registri delle cose che con la telecamera molte volte non riesci, ti dà un grado di intimità, cioè l'ego che molte volte prende chi racconta e chi si racconta viene messo da parte, quindi è ancora meglio.
quindi i podcast sono una cosa che mi interessano molto. Quindi quest'anno li ho conosciuti per questa ragione, avevo voglia di farne un altro. Pietro mi sembrava una storia perfetta per un podcast e così è andato. Quindi per chi ha voglia di ascoltare questa storia, basta andare su Rai Play Sound. Sì. Sì, sì, nella sezione original, insomma, si può scaricare sia l'app sul telefono, ma lo si può anche dal computer. E citavi prima Cani violenti perché insomma hai fatto già diversi lavori anche abbastanza importanti a nostro avviso. Ecco, vuoi ricordarci qualcuno dei tuoi lavori precedenti e se possiamo vederli da qualche parte? Allora, Cani violenti è disponibile su Spotify, è sempre un podcast libero, quello fu prodotto da Piano P ed è su Spotify, sono 4 episodi, racconterà il mondo degli incontri clandestini, della violenza in generale, quindi un po' duro anche quello, una fiaba cruda, cioè quella meno fiaba, più cruda rispetto a quella di Pietro. E poi vabbè, ho realizzato, ma anche in finzione, cioè, come regia Eroi perduti, che è un cortometraggio che parla della colonizzazione italiana in Etiopia, e poi tanti reportage, diciamo, negli anni in zone di conflitto, che però sono più giornalistici e meno, diciamo, narrativi, ecco. Bene, allora in bocca al lupo per questo nuovo podcast. Grazie. Come dicevamo, credo che sia capitato nel momento giusto, insomma. Sì, infatti. Grazie mille, grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
lasciate in pace. Stand Sergeant! Stand Sergeant! Eccoci qua nuovamente, questa volta siamo qua vicino con la mongolfiera perché stiamo tornando anche a casa, siamo a Padova e a Padova chi troviamo, Rossella? A Padova andiamo a imbarcare Chiara Cuccheri, che è presidente di Arcigay Padova. Benvenuta Chiara. Grazie. E l'abbiamo chiamata perché qualche giorno fa c'è stata la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia e noi cerchiamo insomma ogni anno di ricordare questa giornata perché crediamo che sia importante. Insomma, abbiamo visto che ne ha parlato anche il presidente Mattarella e quindi Chiara volevamo chiederti, ma c'è ancora bisogno di una giornata così per ricordare i diritti? Purtroppo sì, nel senso che il 17 maggio è stato scelto perché nel 1990 l'omosessualità veniva tolta dal manuale diagnostico psichiatrico, però in realtà alcune soggettività della nostra sigla, che a volte sembra così criptica, quindi le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersessuali, asessuali, alcune di queste persone vengono ancora molto spesso patologizzate proprio a livello medico, senza contare la violenza istituzionale, nonché la violenza di cui si fa esperienza ogni giorno nel luogo di lavoro, a casa, a scuola, per le strade. E infatti ti volevo proprio chiedere questo, cioè ci sono due livelli, diciamo grosso modo, quello istituzionale dove c'è ancora tanto da fare perché ricordiamo che non siamo riusciti neanche ad approvare una legge che sicuramente aveva forse dei limiti, ma era un primo passo. E poi invece c'è l'aspetto, diciamo, sociale, culturale, quello che ci troviamo a vivere tutti i giorni sul posto di lavoro, a scuola, all'università, eccetera. E sono entrambi ambiti dove c'è ancora un pochino da fare? Sì, allora diciamo che l'Italia è un paese in cui molto spesso la legislazione influenza la società. Quindi in realtà avere una legge contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere porterebbe, per esempio, ad una maggiore denuncia da parte delle persone che subiscono discriminazioni, quindi questo ci permetterebbe anche solo di far emergere di più tutto il sommerso, senza dover arrivare a gesti estremi, quindi persone che vengono picchiate per strada. Perché ci sono tante cose che non finiscono sui giornali che però continuano ad accadere. Quindi in realtà l'aspetto sociale e l'aspetto istituzionale sono molto legati e l'abbiamo visto anche proprio negli ultimi giorni
in cui un'inchiesta dell'Espresso ha evidenziato come il governo, la Presidenza del Consiglio, abbia rallentato di molto, anzi abbia bloccato finché non è stato scoperto i fondi per rifinanziare i centri antidiscriminazione per persone della comunità LGBT. E quindi questo, violenza istituzionale, poi in realtà ricade sulla vita di tutti i giorni delle persone che non riescono magari a ricevere un supporto perché noi attivisti e attiviste non riusciamo a erogare i servizi. Ma senti Chiara, vedendo un attimino un po' la società, specie poi la gioventù di adesso, mi sembra di vedere che la gioventù, la parte sociale, è molto più avanti dalle istituzioni su questo tema, o sbaglio? Sicuramente c'è una maggiore rappresentanza sui media, già per esempio che noi ne stiamo parlando qui, no? Stasera, vuol Ma dire noi siamo tanto. una radio molto figa. E c'è maggiore rappresentazione sui media, appunto in televisione o nelle serie TV, quindi sicuramente diciamo l'ultima generazione è cresciuta avendo l'occhio più abituato a questa differenza, a questa diversità. Però la società non è composta solo da persone giovani No, o giovanissime. certo. E noi viviamo ora, viviamo nel qui e ora, non possiamo aspettare che passino altri 50 anni per avere delle tutele. Quindi la cosa più urgente adesso, diciamo, sarebbe il piano istituzionale, cioè avere una chiarezza a livello legislativo. Ci sono tante cose, ovviamente, nel senso che anche l'unica legge che abbiamo, cioè, noi abbiamo due leggi, diciamo, le unioni civili, che sono nate già mancanti, perché non sono come un matrimonio e non possiamo adottare neanche il figlio o la figlia del partner, quindi non si può avviare davvero un processo genitoriale in modo, diciamo, sereno, e l'abbiamo visto anche lo scorso mese, gli scorsi 2 mesi, con tutta la storia delle procure, eccetera. E poi, e quindi già questa in realtà è sempre una priorità, avere la possibilità di avere una famiglia come chiunque altro. E poi c'è anche una legge sui percorsi di affermazione di genere delle persone trans, che è dell'82 e che nell'82 è stata una delle prime in Europa, quindi quasi all'avanguardia, e che adesso però è vecchia di 40 anni, e in 40 anni il mondo, soprattutto su questi temi, è cambiato moltissimo, la consapevolezza è cambiata moltissimo. Sì, certo, anche le sensibilità, sì. No, nel senso delle famiglie così, molto importante mi è sembrato il ruolo dei sindaci, no? Che sono sembrati abbastanza all'avanguardia. Fa ridere dire questa cosa, però insomma in questo paese dove si fa fatica ad accettare ogni piccola novità, molti sindaci hanno preso l'iniziativa di riconoscere, no? Le coppie omogenitoriali e però poi si sono trovati i bastoni fra le ruote, insomma. Sì, il problema è che uno, non penso che sia giusto, a prescindere che sia la comunità LGBT o meno, che delle persone debbano fare riferimento alla bontà di un sindaco per avere dei diritti. È allucinante. In uno stato di diritto non dovrebbe essere arbitrario, non dovrebbe dipendere da in che comune vivo. E poi oltretutto appunto c'è il fatto che se davvero se davvero le procure volessero andare a fondo, potrebbero assolutamente bloccare alcuni atti di nascita, non tutti sicuramente, ma è facile riscontrare delle irregolarità nella burocrazia italiana, o è facile annullare degli atti se c'è una sentenza della Corte Costituzionale che cambia improvvisamente la legislazione. Cioè, a Padova appunto abbiamo il sindaco che si è schierato a favore, però ci sono atti di nascita di 7 anni fa. Cioè, negare un genitore a un figlio o una figlia dopo 7 anni a livello legale
è ridicolo. No, purtroppo poi ci sono dei sindaci che invece non sono così all'avanguardia, e questo dipende da dove abiti, da quale città frequenti, e l'Italia è molto lunga, 1000 chilometri, c'è di tutto e di più. Io ti sto parlando da Liegi, in Belgio, e siamo a 1000 chilometri verso il nord. E devo dire che sono un insegnante di scuola primaria che lavora in una scuola cattolica, dove a presiedere il tutto c'è un dirigente omosessuale sposato che ha adottato 2 bambini. Per cui quando io faccio i 1000 chilometri per venire in vacanza a casa mia, io sono di Milano, e vengo in una realtà, mi sembra di tornare indietro nel tempo. Quindi io in realtà non uso la mia bella vettura, ma una macchina del tempo, quindi sono un po' da fantascienza, diciamo così. La butto sul ridere, però mi rendo conto che il tema è drammatico. E quindi mi fa piacere che tu hai anche nel tuo discorso hai trattato il tema anche dell'adozione vietata, che è terribile, laddove soprattutto oggi ci sono ancora moltissimi bambini che hanno bisogno di famiglie o di mezze famiglie o anche di un solo genitore, e questo in Italia, cioè, non si può più accettare. No, sì, poi oltretutto in realtà di solito il tema sul dibattito pubblico, come per qualsiasi argomento, viene molto polarizzato, nel senso che quando si parla di famiglie omogenitoriali subito si va a pensare alla gestazione per altri e per altri, ma in realtà basta vedere che non esiste più, e quando si parla di famiglia tradizionale si pensa madre, padre, figlio, cane. Genitore 1, genitore 2. Sì, no, ma Sì, quando sì. in realtà se in Italia ci sono più persone che divorziano di quelle che si sposano, e se in realtà i nostri babysitter o le nostre babysitter sono stati i nonni e le nonne, e sempre di più stiamo affidando il welfare alle persone anziane, vediamo già come la famiglia non sia più il nucleo familiare unico, senza andare a pescare famiglie omogenitoriali. Genitori divorziati che si risposano, che hanno altri partner dopo il divorzio, nonni, zii, parenti vari. Tutto questo è, a parte che è sempre esistito in Italia, e anzi, quando c'erano i condomini, quando si giocava per strada, la famiglia era il quartiere tutto, quindi molto più larga di quello con cui viene identificata adesso la famiglia tradizionale. Quindi non serve andare a pescare chissà quale, insomma, retorica o particolarità, basta vedere proprio la realtà dell'Italia e delle famiglie italiane. Certo. E ascolta Chiara, noi comuni cittadini, secondo te possiamo contribuire in qualche modo a migliorare un po' la situazione, a fare in modo che tutti quanti viviamo in modo più tranquillo, perché non c'è bisogno di, no? di giudicare o di corrispondere solo a un modello che, come dici tu, è anche in via di estinzione da solo, cioè si sta estinguendo prima che, non dico estinguendo, però sicuramente è un modello ormai... No, dici bene Rossella, perché purtroppo nasce una persona, ne muoiono 2, quindi siamo in quella direzione. Sì, è un modello fittizio, diciamo. E comunque, certo, secondo me le persone, diciamo, le persone alleate, ma anche le persone che non sono attiviste e fanno parte della comunità LGBT, una delle cose importantissime, secondo me, è partecipare alle manifestazioni, per esempio, scendere in piazza quando le piazze vengono chiamate, perché i media, la politica ha bisogno di vedere quante e quanti siamo, che in effetti non siamo solo noi, non è solo la cosiddetta lobby LGBT che vuole qualcosa, ma sono le persone che sostengono i diritti di altre persone. E anche semplicemente parlarne, o quando viene fuori un argomento del genere, avere quei 2 strumenti nozionistici per rispondere a quelle che di solito sono fallacie logiche o comunque ignoranza, anche non per forza con malignità, ma semplicemente ignoranza, non conoscenza. Ecco, su questo credo che tutti quanti abbiamo bisogno di fare qualche passo avanti, perché veramente
è un mondo un po' chiuso rispetto al resto della società, no? Non per autochiusura, ma così, perché ci sono questi muri, quindi forse poi in realtà nelle classi, nei gruppi sportivi, eccetera, la situazione è molto più tranquilla, insomma, c'è molta più permeabilità. Però poi ci sono anche le persone di una certa età e questi bisogna, come noi, e a questi bisogna insegnare qualcosa. Vabbè, ma dipende, poi alla fine è sempre, è comunque un mondo sempre in divenire, no? Perché come le persone, le identità si evolvono, eccetera. Quindi capisco che sia difficile, diciamo, tenere il passo con tutto quello che cambia, e ovviamente anche per noi che siamo più magari dentro il mondo serve comunque una formazione continua. Quindi in realtà la formazione continua è avere a che fare con le persone e ascoltarle. Certo. E per quanto riguarda tutti i cittadini, credo che semplicemente si tratti di avere un atteggiamento di apertura e di rispetto, insomma, no? Perché Sì, poi... no, sì, io direi di non giudizio, Ecco. semplicemente. Ecco, sì. Questa è la prima, secondo me, l'unico punto. Non giudicare subito quando si ascolta qualcuno o qualcosa. Certo. Questo non è facile per tanti, fa parte delle euristiche di pensiero, purtroppo, questo sì. Ma tu sei giovanissima e sei già a capo di un'associazione così importante, ma in Italia siete in tante associazioni, cioè ogni città, ogni paese ne ha una. Come funziona a livello di organizzazione? Allora, diciamo che nel volontariato chi ha voglia di prendersi il lavoro se lo Non prende. manca. Ovviamente servono delle competenze e conoscenze, però diciamo che si cresce così, lavorando. In Italia, allora, Arcigay è un'associazione nazionale che ha più di 70 comitati su tutto il territorio nazionale. E Padova è uno di questi. Poi ovviamente ci sono anche altre associazioni e altri magari collettivi, anche associazioni non formalizzate. E quindi ecco, collettivi studenteschi oppure collettivi nuovi nati da poco che si occupano di tematiche femministe, transfemministe, queer. Sicuramente ce ne sono di più e questo è un peccato nelle grandi città. Cioè è più difficile andare nelle province. Certo. Sì. Credo che sia anche più difficile vivere nelle Sì, province esatto. se non si corrisponde esattamente a un modello, no? Almeno così mi raccontavano, insomma, quindi... Va bene, Chiara, grazie. E niente, speriamo di aver dato un piccolissimo, microscopico contributo al dibattito, insomma, almeno ricordare, ecco, che anche questo è un tema che va affrontato e speriamo di poter, la vedo dura nel breve periodo, di poter vedere una legge, insomma, che tuteli i diritti delle persone. I diritti delle persone e la natura delle persone. Ricordiamo che oggi, fra l'altro, è anche la giornata della biodiversità, quindi non si fa altro che parlare di natura e di cose naturali. Assolutamente. Grazie a voi, Va bene. grazie mille. Grazie. Ne approfitto per Sì. invitarvi al Padova Pride che si terrà sabato 3 giugno. Quindi Allora, è possibile vederlo a distanza? ci stiamo lavorando per permettere un'accessibilità più ampia, per Bene. dirette, Perché- live, eccetera. Bene. Ecco, se arrivano dei link, noi li mettiamo sui nostri social o sul nostro o nei commenti vari della radio, per cui se avete queste notizie mandatecele. Grazie Ok? mille, Ok. Va bene. Grazie Ciao, mille Chiara. è stato Grazie un Chiara, piacere. grazie. anche per me. e buon Pride. Ciao. Ciao. It's been raining for days now, been running like a child. Can't feel the cold, well I'm lost here with you, lost in your mood.
fast as I should. Barely see the sky now, we're safe under the trees. You tell me about your secrets and I'm falling madly. You catch me right, I'll be alright. It's all that matters really, as long as you please crazy. Shadows will guide us where we never been before. Once in a while I act like no one knows me, while biking with my eyelids closed. Yeah, my fault, I think I like it, I don't so. Once in a while I act like no one knows me, while biking with my eyelids closed. Nothing that I change about this moment forevermore. Now when I'm looking back, I was hopelessly hoping for you to pull me back somewhere I don't belong without goodbye. Made up my mind. It's all that matters really, as long as you stay crazy. Shadows will guide us where we've never been before. Once in a while I act like no one knows me, while biking with my eyelids closed. Yeah, my fault, and I think I like it, I don't so. Once in a while I act like no one knows me, while biking with my eyelids closed. Nothing that I change about this moment forevermore. Eccoci nuovamente tornati con la nostra mongolfiera. Voliamo a Busto Garolfo in provincia di Milano e troviamo Giuseppe Manno. Buonasera Giuseppe. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Buonasera, benvenuto a bordo. Grazie. Allora, noi abbiamo chiamato Giuseppe Manno perché l'altro giorno era la giornata mondiale delle api, che a noi piacciono molto e ci sono molto care, e Giuseppe si occupa, insieme ad alcune altre persone, credo, degli aspetti educativi nel senso più vasto del termine, insomma. E adesso ti cedo la parola, Giuseppe, così ci racconti. Molto volentieri, grazie. Ma allora sì, sicuramente bisogna fare educazione sul tema degli impollinatori, perché oggi, e non sono dati che dico io, ma sono dati FAO, le api sono responsabili dell'impollinazione dell'80% delle piante, quindi diciamo che una grandissima parte di tutto ciò che finisce sulle nostre tavole è merito degli insetti impollinatori. E non solo quello di cui ci nutriamo, frutta, verdura, ortaggi, ma molte altre piante che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. Pensate per esempio al cotone, che è una pianta, piuttosto che altre piante che ci danno medicinali, o i famosi biocarburanti di cui oggi si parla tanto.
Quindi senza le api tutti questi prodotti non ci sarebbero. Se poi apriamo una parentesi parlando di alimentazione e pensiamo anche al foraggio che viene utilizzato appunto per l'alimentazione degli animali di cui ci cibiamo, insomma, alla fine sulla nostra tavola rimarrebbe soltanto della pasta in bianco e sarebbe una dieta sicuramente molto triste. Quindi la Giornata Mondiale delle Api è stata ed è un momento proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo aspetto. La nostra realtà ha questo scopo, quindi di sensibilizzare le persone sul tema appunto dell'importanza degli impollinatori, e lo facciamo attraverso diverse strategie, passando per installazioni di piccoli apiari in contesti urbani, perché sembra una cosa un po' strana, ma le api in città, ahimè, mi verrebbe da dire, stanno molto bene, perché trovano comunque sempre delle fioriture in tutto l'arco dell'anno. Pensate ai giardini, i viali, i parchi, le aiuole, ma anche i balconi dove le persone mettono i fiori, e quindi le api si sono adattate moltissimo a questa biodiversità floreale della città. Infatti, ma noi a scuola qua a Liegi abbiamo delle piccole casette, che le chiamiamo le Sì? casette degli insetti, che mettiamo nei giardinetti, nei parchettini, nelle aiuole della scuola, insomma, eccetera. Io sinceramente non ho mai visto però dentro le api, penso che, non lo so, ci vanno poco, ci vanno tanto, cioè come funziona? O Allora sono il storto tema io? certo, allora il tema di questi bug hotel che anche noi utilizziamo e tra l'altro facciamo anche realizzare ai bambini nelle scuole, è un tema abbastanza complesso, perché le api selvatiche sono le reali oggi, diciamo, api a rischio estinzione. Purtroppo quando si parla di api tutti subito collegano alle api che fanno il miele, ma ci sono soltanto in Italia 960 specie di api selvatiche che sono assolutamente importantissime. Questi bug hotel danno, diciamo, un piccolo spazio, un'opportunità di nidificazione, però come dicevo sono specie molto rare e a rischio, e stanno sempre di più scomparendo, quindi non è, diciamo, così automatico mettere un bug hotel e avere delle visite. Poi ci sono anche dei temi importanti su come con che materiali è stato fatto questo bug hotel, il diametro delle cannucce dei fori per esempio è fondamentale, piuttosto che l'orientamento. Insomma, bisogna fare molta attenzione da questo punto di vista. No, ma infatti è interessante. Ho letto sul tuo sito Sì? apiculturaurbana.it Sì? che ci sono 20.000 specie di api. Esatto. Io a scuola, quando insegno, noi raccontiamo la solita storiella del fiore dell'ape, l'ape è fatta così, questa va, che ne so, sugli alberi da frutta piuttosto che sui fiorellini. E poi quando ci compriamo i mieli nei supermercati li vediamo monotematici per lo più, non so, di Sì. acacia, insomma, Sì. 2 o 3 cose. Quindi immagino che queste api domestiche, per contro, no, per le api selvatiche, siano più specializzate verso questi tipi di culture, è vero? Quindi cioè, il rischio che se perdiamo quelle native o selvatiche è quello che non impollinano più tutto il resto del pianeta, a parte la caccia che viene coltivata dalle domestiche o, come dire, curata. È vero questo o le api girano dove vogliono? Allora, in parte è vero, nel senso che le api da miele, chiamiamole così per intenderci, distinguerle, sono, passatemi il termine, tra virgolette, di bocca buona, quindi si adattano a qualsiasi tipo di fiore e non si fanno Ah. molti problemi. Le api selvatiche invece, che non producono miele, attenzione, quindi le api selvatiche non fanno miele, invece hanno, diciamo, delle caratteristiche di adattamento sulle fioriture invece molto restie. Tant'è che ci sono delle specie che si dicono appunto monolettiche, cioè si nutrono solo e esclusivamente di una tipologia di polline. E questo va da sé che è gravissimo, perché quando verrà a scomparire quella pianta, automaticamente l'habitat di questo insetto non esisterà più e quindi sarà completamente a rischio estinzione. E un altro fattore importantissimo che pochi sanno è che le api selvatiche si allontanano al massimo di 200-300 metri dal proprio nido, mentre le api da miele fanno anche dei voli fino a 3-4 chilometri. Quindi diciamo che sono due specie completamente diverse che fanno parte di questo mondo, di queste 20.000 specie di cui dicevamo,
però, ripeto, sono tutte importantissime. Se devo spezzare una lancia a favore delle api selvatiche, sono molto più brave a impollinare delle api da miele, Sono più perché specializzate, in effetti, sono più però specializzate. Sono degli Esatto. operai specializzati. Ma noi riusciamo a capire quando vediamo un'ape se Sì? è d'allevamento oppure se è selvatica? Ma allora, sì, diciamo che con un occhio attento si possono riconoscere, anche se ovviamente le api selvatiche sono tante specie, quindi è difficile magari Sì, capire riconoscerle tra di loro. Però sicuramente, allora, noi la prima cosa che insegniamo ai bambini a scuola è distinguere un'ape da una vespa, perché purtroppo questo è quando si vede volare qualsiasi cosa, soprattutto nel piatto, quando si fa un picnic, la prima cosa che si urla aiuto un'ape, e invece 99,9% dei casi è una vespa, perché le vespe sono attirate appunto dai profumi della nostra cucina, quello che mangiamo, e si nutrono anche appunto di carne, avanzi, eccetera, eccetera, e quindi sono le vespe che vengono a romperci le scatole in quella occasione. Le api volano solo sui fiori, e quindi già un modo per distinguerle è questo. Le vespe sui fiori non le troverete mai, se non rarissimamente, però ecco, questo è già un modo per riconoscerle. Le api selvatiche hanno delle caratteristiche molto particolari, per esempio possono nidificare anche sottoterra. Alcune api selvatiche, per esempio, utilizzano dei fori nei muri o nel legno come nidificazione, e si distinguono anche per la loro socialità. Le api selvatiche vengono chiamate anche api solitarie, alcune specie, perché vivono proprio in solitudine. La femmina, dopo l'accoppiamento, depone le uova, ma non c'è quel mondo sociale come siamo immaginati, abbiamo in testa con le api da miele, ecco. Allora, quella che mi entra dalla terrazzina, che mi fa tutto Sì. che mi fa tutto il giro della casa, esce dalla finestra della cucina e che quella dopo, citata e che sui dopo fa testi un altro giro e rientra, no, anche se chiudo la finestra, vedo che vuole entrare, è un'ape selvatica, secondo me, quella là. È probabile, sì, 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 perché le api perché è da da miele sola, sono molto difficilmente si infilano nelle abitazioni, anche perché comunque hanno, come si dice, un olfatto sviluppatissimo, quindi a meno che non avete magari un bellissimo vaso di fiori in cucina, difficilmente le api entreranno a curiosare. Io ho visto sempre sul tuo sito, leggendo qua e là, che ci sono delle api piccolissime da 4 Sì, millimetri, cioè sì. pazzesco, sono proprio microscopiche quasi, e altre invece belle grosse, quasi calabroni, da 3 centimetri, credo che siano dei begli Sì, animaletti, insomma. sì, sono veramente meravigliose, hanno tutte delle, diciamo, delle capacità straordinarie, delle caratteristiche molto particolari, ed è quello che appunto noi chiamiamo biodiversità, che ahimè sta scomparendo, perché insomma, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, noi lavoriamo anche a contatto con le istituzioni per cercare di diciamo, aiutare questi insetti anche in contesti urbani, in contesti cittadini. Per esempio, c'è una grande attenzione nei Paesi Bassi e in altri paesi del nord Europa sugli sfalci. Quindi si sfalcia il prato, si sfalcia il giardino quando purtroppo ci sono le fioriture. Questo è un gravissimo errore. Dobbiamo uscire da questa dinamica del prato inglese è bello, ma il prato inglese, se lo guardiamo con gli occhi di un'ape, è come si dice, un piatto vuoto. certo. E in effetti anche sentivamo che anche all'estero sfalciano, però mantengono una Sì, porzione non sfalciata appunto per le È api. vero, Un è po' vero, lo si vede. è un po' come faccio io col mio giardino, che adesso c'ho l'erba alta, saranno 50-70 centimetri. Forse Gianluigi tu lo fai per motivi diversi, di la verità. Suona come una scusa, ma va bene, ci crediamo, facciamo finta di crederci. No, si lasciano delle aree snack, sì, viene anche carino adesso che ci sono le sì. mascherite. Io invece però volevo chiedere, quindi quando parliamo di api in pericolo, ci riferiamo soprattutto alle api selvatiche? Allora, nella lista, diciamo, delle api a rischio estinzione, le api selvatiche sono, diciamo, ai primi posti.
Anche le api da miele, ahimè, non se la passano bene. Si calcola oggi in Europa un declino di circa il 40% ogni anno, che poi però vengono ripopolate, perché qual è quello che salva le api da miele? È il valore economico che c'è dietro, il fatto che vengono utilizzate dall'uomo, vengono allevate proprio perché producono il miele e altri prodotti dell'alveare. Cosa che invece purtroppo le api selvatiche, non producendo niente, nessuno se ne prende cura, e questo è il grave, diciamo, problema Ma quali sono le differenza. cause di questo declino? Ma allora, diciamo che le concause sono tante. Sicuramente uno dei principali imputati è la perdita dell'habitat e il cambiamento climatico. Quindi siamo in un contesto in cui le monoculture non lasciano più spazio a fioriture spontanee. Poi c'è sicuramente il tema dell'uso degli agrofarmaci in agricoltura, che è anche vero che ultimamente c'è molta più attenzione da parte di queste aziende, però il problema è proprio il diserbo e la mancanza di fioriture spontanee. Questo cosa succede? Si traduce in una fioritura concentrata in pochi giorni dell'anno. Pensiamo alla cacia, per esempio, in questo periodo nel nord Italia, che è stata comunque danneggiata dal maltempo, quindi l'80% del miele, leggevo qualche giorno fa dall'Osservatorio del Miele Italiano, è già perso, l'80% della produzione di acacia. Quindi, dicevo, le api sono purtroppo in una situazione in cui trovano poco da mangiare. E altro fattore predominante è ovviamente il cambiamento climatico. Quindi dobbiamo immaginare un insetto che si è evoluto sul nostro pianeta più di 100 milioni di anni fa, che si è abituato ed è cresciuto in totale armonia e relazione con l'andamento normale delle stagioni, quindi primavera, estate, periodo di pioggia, periodo di caldo, fioriture oppure no, cosa che invece ultimamente questa cosa, e i disastri di qualche giorno fa dell'Emilia Romagna lo confermano, è completamente tutto sfasato, e quindi poverette, questi poveri insetti non riescono più a conciliare un ambiente così diventato ostile e complicato e quasi, come si dice, Certo, dannoso. imprevedibile. E noi Quindi- nel nostro piccolo, noi singoli cittadini, perché poi ci sono tanti livelli, no? Che Certo. cosa possiamo fare nel nostro giardino, nel nostro balcone, nel nostro terrazzino? Questa è una cosa sul quale noi crediamo molto e spingiamo molto. I singoli cittadini possono fare veramente tanto, a partire da sostenere gli apicoltori locali, perché cosa sta succedendo? Sta succedendo che molte aziende sono in ginocchio e rischiano di chiudere. Sono veramente tante. Noi ovviamente ne conosciamo molte di aziende che lavorano con le api che sono a rischio chiusura, perché non si campa più di miele. E anche qui apro una parentesi, ahimè, legata al mondo del commercio, perché la maggior parte del miele che si consuma in Italia è Viene straniero. dall'estero. Esatto, addirittura dalla Cina, con dei prezzi ridicoli, anche 3,50 euro al chilo. E tra l'altro c'è una altissima adulterazione di questo prodotto, che viene tagliato con degli sciroppi di zucchero per produrne di più, e non si riesce, una volta mischiato con il miele vero, non si riesce più a risalire a queste miscele. Quindi qualità pessima, compromettiamo il mercato dei nostri apicoltori, che sono, ahimè, i veri, quelli che proteggono oggi questi insetti. Quindi comprare miele italiano, scegliere il miele dai piccoli banchetti, dai piccoli produttori locali, e quindi aiutarli da questo punto di vista. E poi sicuramente seminare tanti fiori, quindi anche sul proprio balcone, sul terrazzo. Le api sono ghiottissime di piante anche molto semplici, che a noi fanno anche comodo, come per esempio, che ne so, il rosmarino, la lavanda, piuttosto che la salvia, il basilico, e quindi sono tutte piante nettarifere che
a noi non costa niente mantenerle, che ci facciamo anche l'arrosto, mi verrebbe da dire, Certo. e intanto aiutiamo anche le api. E tornando un attimo sul problema del mercato, esiste un Sì. marchio che tutela il miele italiano oppure è solo fatto da consorzi, cioè una Guardi, cosa proprio... perché sono tante volte state... si trovano, vedi che è italiano, Sì. però vai a leggere miele dall'Ungheria, miele Sì. da mescolato con... Sì, 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 sì. Allora, le battaglie degli anni che hanno fatto gli apicoltori sono state tantissime. Purtroppo, come al solito, il mercato trova sempre l'escamotage per ovviamente seguire delle leve di mercato che danno, diciamo, profitto soltanto a pochi importatori. E quindi è per quello che dico, fidarsi delle etichette è diventato veramente difficile. Sicuramente da pochi anni, per fortuna, è diventato obbligatorio citare la provenienza, anche se è un miele, soprattutto quando è un miele miscelato. Perché cosa succede? Anche questa è una brutta abitudine. Al supermercato troviamo delle miscele, perché il cliente medio si aspetta un determinato colore, una determinata fluidità, per chiamarlo miele. E ovviamente le aziende lo tagliano con diversi mieli dall'Argentina, dell'Ungheria, dalla Cina, eccetera, eccetera. Quindi leggere sempre l'etichetta assolutamente è fondamentale. E poi mi raccomando, ripeto, se il miele lo compro in una bottega o in un banchetto di un mercatino dove posso chiedere direttamente al produttore dove tiene le sue api, come le cura, eccetera, eccetera, è sicuramente sinonimo di garanzia. Certo. O addirittura andare a vedere dove sono le api, Certo, come abbiamo perché fatto no? anche noi come radio. Anche noi abbiamo fatto un servizio, siamo andati proprio a casa delle api. Bene. Va bene, Giuseppe, grazie mille per le 1000 informazioni. Grazie a voi. E niente, magari se ci sono anche qualche altre cose da chiederti, ti chiamiamo. Vedo Sì, che... volentieri, volentieri. A ok. me piace sempre moltissimo parlare di api. Bene. No, Allora grazie mille intanto. A Importante. voi. Complimenti per il Perché lavoro con, che Grazie. fate anche a scuola. perché con Sì. api si vola, no? Era una vecchia pubblicità. Quindi adesso Esatto. scendi dalla nostra mongolfiera con lo sciame di api che ti Ah, accompagna? aspetta un attimo, volevo Sì? chiederti un'altra cosa sulle api che prima Sì? avevo pensato, ma le api trasmigrano, no? Cos'è? Volano, fanno tanti chilometri, come funziona? Allora, le api, come dicevo, volano fino a 3 chilometri di Sì, distanza per cercare esatto, quando il nettare. sì. Esatto. E diciamo che quando sciamano, quindi quando Mm. naturalmente diciamo una parte diciamo, della colonia cerca una nuova casa, si allontanano per diciamo, colonizzare una nuova area. Quindi da lì immaginate proprio come un'altra area che vanno a ripopolare. Quindi sì, pian pianino praticamente è come se vanno a, diciamo, a coprire sempre più territorio. Sono quasi 3000 ettari quelli che le api sorvolano con il loro volo. Bene. Quindi Gianluigi, adesso lo facciamo scendere a bordo Sì. delle api, ce lo chiamiamo un attimo e Va facciamo bene. la Mary Poppins della situazione, no? No, va bene. Quindi Bene. grazie mille, stavo dicendo grazie per il lavoro che fate anche con i più piccoli, con i ragazzini Sì. a scuola, con i bimbi a scuola che saranno sicuramente il nostro futuro insieme alle api. Esatto. Esatto, e questo è molto importante. Ci ritorneremo sopra. Quindi grazie Volentieri. Giuseppe Manno di apiculturaurbana.it. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Ciao. Arrivederci. Eccoci nuovamente in studio, dopo il brano musicale ritorniamo, ci siamo stati
2 o 3 puntate fa, adesso non ricordo quando, ma torniamo in Cina a Nanning dalla nostra Federica Mascaroni. Ciao Federica. Ciao, Buonasera Federica, bentornata. buonasera. Ciao Federica, siamo rimasti l'altra volta che ci dovevi raccontare qualcosa sul cibo della tua zona. Dove sei esattamente? Io sono a Nanning, nell'ovest della Cina, e Nanning è il capoluogo della regione autonoma del Guangxi. E beh, il cibo, allora, innanzitutto è molto vario perché a Nanning si possono trovare anche specialità addirittura vietnamita e thailandese, proprio per la vicinanza, perché Nanning, diciamo che è una città proprio che si sposta, che si fa da anche collegamento con il sud-est asiatico. Infatti, tra qualche anno probabilmente diventerà proprio un punto di riferimento per il sud-est asiatico. Perciò il cibo è molto vario. E uno dei piatti tipici, ad esempio, sono degli spaghetti di riso, quelli che si chiamano pintos, ok? Quindi le persone qui al sud preferiscono fondamentalmente o il riso o gli spaghetti, ma proprio gli spaghetti di riso, oppure altri piatti, un altro piatto che anche io prediligo, che però è più della cucina cantonese, quindi la zona del Guangdong, quindi Canton, sono degli involtini fatti di pasta di riso con verdure, carne e verdure. Però fondamentalmente qui a Nanning comunque si può trovare di tutto, anche cibo del nord, quindi in base proprio ai propri gusti si può trovare di tutto e di più, quindi Bene, bene. la pasta, i ravioli. Ascolta Fantastico. Federica, invece noi eravamo molto incuriositi perché questa città abbiamo capito che è una città intanto molto verde perché è in un'area subtropicale, ma anche per un tipo di scelte, insomma, che vengono fatte, per cui è una città molto interessante dal punto di vista ambientale, anche se tu ci hai detto l'altra volta che è una città piccolina, ma ha un sacco di abitanti per gli standard italiani. Sì, decisamente, sì, sono circa 7 milioni di abitanti e Nanning viene chiamata addirittura la città verde, proprio per le sue immense aree verdi all'interno della città, perché per esempio qui dove abito io c'è una collina proprio nella città, ok, parchi, per esempio il fiume, però è molto verde e io l'ho notato quando sono arrivata, quando sono arrivata nel 2019, a parte che ho notato per esempio subito l'umidità, perché essendo un'area subtropicale il clima è anche molto umido, molto umido, cosa che magari noi non siamo tanto abituati in Italia. Certo, dipende dove si abita, però nella mia zona sì, magari è umido, cioè io abitavo in provincia di Varese, è umido ma non così tanto. Però quando sono arrivata a Nanning, che ho visto anche proprio nella superstrada che collegava l'aeroporto alla città, queste aree così verdi che sembrava che quasi le piante volessero farsi spazio e quasi prendersi una parte della strada. Quindi questa cosa mi ha lasciato all'inizio molto cavolo, cioè cosa che magari sono stata abituata, non so, ad andare in qualche altra città, mi è capitato di andare in qualche altra città, sì è vero c'erano i parchi, le aree verdi, ma niente come Nanning, quindi per questo appunto viene chiamata la città verde. E oltre a questo devo dire anche la qualità dell'aria è buona, ci sono dei bassi livelli di inquinamento e molte persone, anche proprio cinesi, non sto dicendo anche stranieri, ma anche proprio cinesi, amano il sud, ma in particolare questa regione, proprio perché il clima innanzitutto è più mite, quindi in inverno è più mite, l'estate, perché diciamo che l'estate dura fino a ottobre, novembre, a dicembre, gennaio ogni tanto fa qualche giornata che primaverile comunque. E poi l'aria è molto salubre, Ma quindi ascolta, ma lo scarso inquinamento
È la fortuna o ci sono delle scelte amministrative che limitano i mezzi privati, non so, Anche delle scelte perché c'è una continua, diciamo anche proprio battaglia di prevenzione per prevenire e controllare proprio questi livelli di inquinamento. Quindi sono stati, proprio fatto anche leggevo anche che sono stati fatti degli investimenti proprio nella ricerca in questo ambito, ricerca scientifica. Quindi si va a monitorare i dati relativi all'inquinamento, i dati che ci arrivano proprio dalle previsioni meteorologiche, proprio per prevenire. Quindi quando c'è qualche livello, allora si agisce. Quindi senza arrivare subito alla catastrofe, che poi l'aria inquinata si respira, provoca danni alla salute e quant'altro. E sono stati messi anche proprio installati dei dispositivi di monitoraggio su strade, cantieri, anche proprio di depositi di materiali all'aria aperta. E quindi da questo punto di vista l'amministrazione è molto vigile. Quindi ci ma sono dei che controlli. interventi, se si vede che si sta alzando, cioè il trasporto privato, diciamo, è ancora molto usato come da noi, nelle nostre città che sono invase dalle auto, o abbiamo fatto, o hanno fatto qualche, o avete fatto qualche passo avanti? Nel senso che, ok, ci sono, qui per esempio sta crescendo, soprattutto a Nanning, sta crescendo anche il numero di auto elettriche, perché per esempio mi è capitato di prendere il taxi e ormai sono tutte auto elettriche. E poi devo dire che per esempio Nanning, perché Nanning è una città in continua evoluzione, perché dico sì è piccola, è vero è piccola perché rispetto a tante grandi metropoli cinesi, insomma, Nanning è piccola, diciamo, però è una città in continua evoluzione, perciò si sta investendo molto anche nelle infrastrutture, nei trasporti, perché per esempio Nanning sarà, penso presto, anche proprio collegato al sud-est asiatico, al fatto che sono state create nuove linee della metropolitana, quindi ci sono... Il trasporto pubblico è molto potenziato. Esatto, negli ultimi anni, perché io ricordo, ma in questi anni che ero io, sono state create nuove linee della metropolitana, inizialmente ce n'erano solo due, mi ricordo di aver parlato con insomma, una persona che anche lui è qui per lavoro, anche lui un italiano, mi dice, ma guarda, io sono arrivato qua ormai tra 9 anni, forse, e comunque, insomma, dove lavoravo io era fuori dalla città, quindi era molto più scomodo raggiungere il centro o altro. Cioè adesso, perché prima c'erano solo 2 linee della metropolitana, adesso ce ne sono diverse. Adesso non mi ricordo bene il numero esatto, però. Vabbè, però insomma è una città che da questo punto di vista è molto avanzata. E poi si vede proprio anche nei servizi, ma anche per esempio qua c'è il lungofiume, qua non molto lontano da casa mia, anche proprio gli investimenti che vengono fatti proprio a misura di tutti, a misura di bambini, ma proprio per tutti. E si vede che niente è lasciato proprio al caso da questo punto di vista. E poi Quindi per c'è esempio molta attenzione anche allo sviluppo urbanistico in sostanza. sì, per esempio io abito in una zona che è cresciuta dal nulla. Prima qua erano delle campagne e vabbè, io inizialmente quando sono arrivata nel 2019 abitavo da tutt'altra parte, però ci siamo trasferiti qua lo scorso novembre e questo proprio distretto è nato dal nulla. Però Quindi pianificato, cioè non cresciuto così in modo no, esatto. No, esatto. disordinato. Io ho una domanda invece un po' legata forse al passato, se vogliamo. Immagino che nel periodo pandemico tu eri lì, giusto? Allora, io sono stata, diciamo che il periodo nel 2020, diciamo che io sono stata in Italia proprio quando in Cina c'era qualche polmonite un po' sospetta. Sospetto, sì. Nel senso che
io sono venuta in Italia per il Capodanno cinese, quindi nel metà gennaio del 2020, e poi siamo stati in Italia in effetti un po' di più perché la Per via del situazione... blocco, dei lockdown allora. Ah, ho capito, io Sì, pensavo fossi lì e volevo chiederti com'era no, com'era la realtà. perché la situazione, esatto, non era delle migliori. Quindi poi noi siamo tornati a marzo quando sembrava un po' più tranquillo, anche perché io in quel momento ero anche incinta, quindi per precauzione abbiamo preferito non, Eh beh, insomma, certo. Sì, 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 partire. sì. Poi vabbè, poi quando noi siamo partiti in realtà è successa un po' la catastrofe in Italia, ecco. E quindi poi va bene, siamo arrivati in Cina, abbiamo dovuto fare la quarantina in hotel, quarantina di 2 settimane. Vabbè, E niente, quando noi niente. siamo tornati poi è tornato più o meno tutta la normalità. Però, c'è un però, noi l'anno scorso siamo finiti in lockdown, l'estate scorsa, noi abitavamo a Beihai, che è una città sul mare, quindi più a sud, e siamo finiti in lockdown perché ci sono state Di ancora delle ritorno. ondate. E alla fine in piena estate, sì, tra metà luglio, credo circa un mese, adesso non ricordo bene, siamo stati più o meno chiusi in casa. Quindi siamo andati avanti per un periodo a fare tamponi, non era ogni giorno, ma ogni 2 o 3 giorni. Quindi ho vissuto una Una parte. parte della situazione drammatica che siamo stati abituati e abbiamo gestito, ho capito. Beh, meno male che è un po' un ricordo oggi. Quindi ci hai parlato un po' di cucina, un po' di infrastrutture, ma è costume uscire un po' il sabato sera piuttosto che andare a teatro, che ne so, cosa si fa dalle tue parti? Ma, A parte tu che hai la bimba piccina e quindi ti devi concentrare ovviamente così, però non so, i tuoi amici, eccetera, come vivete la quotidianità? tra expat, quindi persone straniere che vivono in Cina, magari è solito uscire, come diciamo, dalle mie parti, a bere Eh, qualcosa, come si dice dalle mie parti, a bere qualcosa. Aperitivo, così non se ne Stasera. parla. Aperitivo, diciamo, perché Hanami, per quanto mi sappia, non è molto Non è conosciuto. costume, ho Le grandi capito. città ho notato che qualcosa c'è. Dalle mie parti un poco conosciuto. Per quanto riguarda i cinesi, sì, no, c'è chi sicuramente frequenta le discoteche, frequenta appunto i pub, quindi. Però diciamo che anche i cinesi quando escono a mangiare, mi è capitato anche proprio per lavoro, si tende a uscire molto presto, cioè nel senso si cena magari alle 6, 6 e mezza e quindi poi si torna a casa anche Relativamente presto, certo. presto, esatto. Quindi diciamo che poi vabbè adesso appunto con la bambina così ho un po' sono cambiati un po' i piani, infatti non si preferisce uscire di giorno, andare a fare una passeggiata, oppure dipende un po' dalle città. Per esempio, non so, io prima abitavamo al mare e ai cinesi piaceva andare per esempio al mare all'orario del tramonto, perché ormai il sole non è più forte, ormai non c'è più, quindi loro magari non vogliono abbronzarsi, si fanno un po' questo problema della pelle e quindi per loro se andavano al mare a quell'ora le spiagge poi non sono il fine settimana, erano piene, per esempio. Per il giorno non c'era nessuno, Bene. c'è molta gente. Va bene, Fantastico. Federica, grazie perché là ormai è quasi mattina, ormai adesso cioè, voi fate la colazione, noi qua è quasi notte, no, è già notte e quindi siamo, siamo ancora nel buio. E grazie mille per questa descrizione di Nanning, queste descrizioni ci fanno sempre voglia di girare, di viaggiare. Di viaggiare. Eh, Infatti questa è veramente mm, una scoperta, ecco, esatto. quindi Grazie mille, magari ci risentiremo ancora più avanti, ci racconterai qualcos'altro. Va Grazie a grazie bene? voi. mille. Ciao Ciao Federica. È stato un Federica. Ciao, buona famiglia e buon lavoro, a presto, ciao. piacere. Le
feste non mi piacciono come la vodka liscia scorre per fermare tutto questo sangue. Una ferita aperta qualche mese fa, con un coltello da cucina sulla lingua. Ti prego non parlare e non toccare la mia schiena quando c'è la luna piena e quando tutto non si avvera. E vorrei solo smettere di respirarti, ma senza aria prima o poi affondi. E prima o poi affondi, affondiamo tutti quanti. Prima o poi affondi e affondiamo tutti quanti. Sento che no, non hai mai capito niente di tutto quello che faccio, dei graffi sul braccio, di quando mi impaccio, di come ti piace, di si legge in faccia anche in una giornataccia piena di pioggia, pioggia cade come lacrime sull'asfalto, come stanza, lacrime sul mio parquet. E vorrei solo smettere di respirarti, ma senza aria prima o poi affondi. E prima o poi affondi, affondiamo tutti quanti. Prima o poi affondi e affondiamo tutti quanti. Le feste non mi piacciono come la vodka liscia scorre per fermare tutto questo sangue. Una ferita aperta qualche mese fa, con un coltello da cucina sulla lingua. Ti prego non parlare, non toccare la mia schiena quando c'è la luna piena e quando tutto non si avvera. E vorrei solo smettere di respirarti, ma senza aria prima o poi affondi. E prima o poi affondi, affondiamo tutti quanti. Prima o poi affondi e affondiamo tutti quanti. Ti prego non parlare, non toccare la mia schiena quando c'è la luna piena e quando tutto non si avvera. E vorrei solo smettere di respirarti, ma senza aria prima o poi affondi. E prima o poi affondi e affondiamo tutti quanti. E prima o poi affondi e affondiamo tutti quanti. Nostra sigla finale. Beh, anche questo lunedì abbiamo girato, Abbiamo girato e abbiamo anche girato fra argomenti molto diversi, ma tutti Ma interessanti. anche molto crediamo. bio, perché oggi è la giornata biodiversità, quindi molto bio e molto diversi. sì. Mi sembra giusto. Mi pare perfetta come analisi. C'è un sillogismo ottimale. Ci vediamo, ci sentiamo lunedì prossimo, 29 maggio. Siamo ormai verso la fine di questa terza serie del Giro del Mondo in 80 giorni. Poi arriverà l'estate e ci divertiremo in un'altra maniera. Grazie a tutti per averci ascoltati e seguiteci. al prossimo. Certo, quindi buonanotte cari ascoltatori e ascoltatrici, io me ne vado verso i miei lidi liegeoisi e vi lascio qua a Cavallino. Ciao a tutti. Ciao. Di CT Bandletto. Il programma lo puoi seguire su YouTube, Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast, sui social Facebook e Twitter. E sul sito www.radionostra.jimdofri.com. Love me, why not you call on me? Can't you see?